Allora, torniamo a noi. Abbiamo qui ospiti anche delle rappresentanze dei lavoratori della Ditec e con voi vorrei affrontare, c'è un altro aspetto. Voi producevate dal primo bullone al cancello finito o ci sono altri che sono rimasti coinvolti in questa situazione? Perché giustamente parlavamo prima, ci sono poi le piccole aziende che sono le subfornitrici, quelle che fanno magari senza la minuteria metallica, che non hanno ammortizzatori sociali, che immagino che perdere una commessa come quella della Ditec che verrà fatta da un'altra parte. Certo, la Ditec da 35 anni dava lavoro anche ai terzisti, chiamiamo così, e anche questi adesso non subito, ma a breve avranno questo problema, perché la Ditec adesso sta ancora lavorando con qualcuno del territorio, ma ha già detto che appena il suo progetto va in porto, cioè va in produzione al 100% sia la Cina che la Repubblica Ceca, toglieranno il lavoro anche all'indotto. Quindi sono persone che perderanno, altre persone che perderanno il posto di lavoro. Ma a lei viene in mente che già 20 anni fa in Piemonte e in Veneto grandi imprese se ne sono andate e hanno lasciato l'indotto, mi passi il termine, con il culo a bagno, perché così è stato? Qua nel Veneto c'è un nome che non voglio neanche dire per pubblicitarlo, ma è stato il paladino della delocalizzazione del tessile. Quindi magari faceva maglie. Vabbè, lo conoscono tutti. È una persona che è odiata qui nel Veneto. Ma non è così, non è neanche odiato o non odiata, è un fatto che non è nuovo. Non è nuovo, ma la politica, all'epoca si chiamava Tim Suara, le organizzazioni sindacali si chiama Carizia, e le organizzazioni associative del territorio, come hanno fatto fronte a questi fatti? Non è stato fatto niente. Però faremo il sistema fiscale unico europeo con la tassazione uguale in tutti gli stati. Qualcosa è stato fatto. Che cosa? Cioè, chi gioca oggi al catastrofismo credo che crei anche molto danno. Intanto non è vero che non è stato fatto niente, perché il progresso è sotto gli occhi di tutti. L'ultimo periodo tragico, non è tragico solo per noi, ha visto molti morti e molti feriti. E quindi dobbiamo partire da questo, dobbiamo partire dal fatto che siamo concorrenti di paesi che si sono fortemente strutturati. La Germania, quando prima si diceva ma le associazioni possono accompagnare, sì, faranno anche una politica magari di piccolo cabotaggio molto, molto buona e via, ma la Germania è un paese che accompagna le proprie aziende all'estero, che crea dei supporti all'estero, che crea le condizioni all'estero per poter operare e riporta a casa il know-how più alto, che crea valore aggiunto maggiore e crea occupazione di qualità, si tiene i brevetti, spesso brevetti che abbiamo inventato noi in Italia. Sì, no, ma quello infatti è l'altra tragedia. Fanno sistema, ecco il segreto loro. Noi non facciamo sistema, ognuno si muove per conto suo, ma dire che le associazioni non hanno contatto, non hanno fatto eccetera, insomma questa non possiamo mica accettarla. Nel senso che 20 anni di politica siamo arrivati qua. 20 anni di politica, 20 anni di politica, ma dire che le associazioni non... tutti associazioni comprese. Ma dire che le associazioni, io non so se lei è un alieno o è uno che non vive tutti, o è uno che non vive nella società, perché vive in questa società. Ma abbiamo vissuto una e vive in questa società. Non l'abbiamo conosciuta prima di adesso, non lo so se da dopo di questa trasmissione in avanti lei sarà in grado di guidare meglio magari di qualcun altro il Veneto, ma magari si metta alla prova. Le assicuro che ogni giorno che noi entriamo nei nostri uffici, ogni giorno, qualche volta anche il sabato e anche la domenica, andiamo là per risolvere dei problemi, andiamo là per promuovere delle attività. Ma nessuno toglie questo, No, ma lei ha detto prima una roba che le associazioni qua e là non hanno fatto niente non sono riuscite. Non sono riuscite. Certo, non siamo riusciti in tanti. Certo, ma sto recitando una colpa collettivo. Certo, ma allora su questo bisogna riflettere su quali sono le mancanze e via. Cioè, se vogliamo fare investimenti, cosa bisogna fare? Bisogna drasticamente ridurre la spesa pubblica. I soldi non è che li trovi sotto, bisogna mettere a disposizione di chi crea valore degli assist fondamentali che sono un aiuto all'internazionalizzazione, all'export, al fatto che ci sia una finanza almeno accettabile. Insomma, il credit crunch delle aziende è sotto gli occhi di tutti. Se le banche non danno soldi, bisogna creare anche condizioni uguali in Europa per tutti gli stati. Si parlava prima della nazione europea, partiamo da lì.
La programmazione europea passata si ha pensa a un sistema segnato fiscale il unico passo, europeo, bisogna bloccando la concorrenza fra gli stati. Vediamo un attimo, signor Dobbiamo fare un Fabrizio, atto di umiltà, comunque ripartire dal basso tutti. Signor Fabrizio, poi il discorso Peraro, poi... che ha ragione, noi siamo in Europa ma non siamo tutti uguali. Esatto. Noi permettiamo a altri paesi di venire qua e dire venite da noi, che da noi vi diamo il capannone, pagate meno tasse, potete espandervi, più lavoratori che prendete, meno tasse pagate. Perché noi non possiamo fare questo? Certo. Perché l'imprenditore non può andare a prendersi e fare le cose? Io sono un lavoratore, sto qua difendendo anche l'imprenditore, perché senza il lavoratore senza imprenditore non può stare, l'imprenditore senza lavoratore può starci perché va a produrre da un'altra parte. Questa è la realtà. Quindi noi dobbiamo non arenarci più sulle cose passate, di chi è la colpa, di chi non è la colpa. Infatti... Partiamo da oggi come una squadra, lavoratori, industriali, politica, e si parte a fare finalmente una vera politica industriale. Europea. Perché europea. Perché l'italiano non gli interessa... Il consigliere ha focalizzato bene qual è il problema. Ma il problema è che le regole non sono uguali del gioco. Perché ci deve essere una ricaduta del reddito sul territorio. Sono Il discorso è d'accordo. che l'economia non va avanti con questi stipendi che abbiamo in Italia. È imprescindibile ormai. Però ecco, abbiamo toccato un altro aspetto, che ne parlavamo prima dell'inizio dell'anno, ma questo è importante che ha detto, perché attenzione, con gli stipendi che abbiamo in Italia, a parte alcuni che sono ben noti, che poi si vengono difesi, non si va avanti. Quello che si diceva un po' prima dell'inizio della trasmissione, cioè, io dico anche questo, attenzione, è vero che i giovani possono anche eventualmente essere schizzinosi o non essere, non vado al sindacale merito, è vero anche che però entrare in un'azienda 600 euro, 800, io ho raccolto moltissime storie e testimonianze che ci sono state di famiglie, e restarci poi con quella medesima cifra per n anni, porta anche al fatto che questa persona o ci sta in famiglia e quindi sti soldini li spende per andare in discoteca, per fare la vacanzetta, rimane a carico della famiglia. Però se no non spende. Noi abbiamo bisogno che si compri la casetta, che si compri il divanuccio, perché abbiamo tanto indotto, perché loro magari possono ritrovare assunzione in un'azienda del territorio del Trevigiano che fa divani, che si compri qualsiasi cosa, lo spazzolino di cioè abbiamo bisogno di questo, perché altrimenti siamo immobili, cioè fermi solo per l'export. Però con 600, 800, 900 euro al mese, perché abbiamo visto quell'azienda che ha fatto, queste persone non muovono un dito, cioè vogliono diventare autonomi, ci vanno in co-housing, perché fanno sti co-housing per dividere l'affitto, e non ci spendono niente, non comprano anche i vestiti, e siamo punto a capo. C'è una caduta dei consumi del 6,6%. Devo dire che perfino sugli alimentari, quindi che molte volte lo strumento... Immagino lo scottore di tonno sinceramente avvantaggia la casa produttrice del tonno. Molte volte lo strumento del tirocinio ha sostituito l'agenzia di lavoro interinale o il centro per l'impiego, diventa lo strumento per l'azienda per capire se il lavoratore fa il caso suo, per testarlo, ma oggi avevamo un imprenditore. Allora, io sono favorevole per un salario di ingresso per un anno, ma che sia di ingresso, però dopo devi darmi la possibilità di far vedere le mie abilità, la mia capacità, la mia possibilità di dare un contributo all'azienda con uno stipendio dignitoso. Ma se a livello governativo uno salario basso è alto, perché è il doppio, non è così. Perché per il governo te lo tassa talmente tanto che l'azienda lo deve pagare. Dipende da cosa facciamo. Se noi facciamo delle lavorazioni a basso margine di valore aggiunto, un stipendio anche basso com'è è sempre alto e non crea quella produttività che permette all'azienda di competere. Il Veneto è 12° in Italia nel ranking degli stipendi. È il netto che fa la differenza. differenza, perché il lordo è pur sempre un lordo sostenuto. Dove ti dicono, ma è il netto che ti ammazza. Competitivo, devi andare a casa perché io vado a... Io dico sempre, faccio questo esempio qua. Se tu hai 1.000 euro in tasca, abbiamo perso il 40% del potere d'acquisto, è come avessi 600 euro. Quindi io con questi 600 euro, perché questo è il valore che ho in tasca, mi devo pagare, fortunatamente io non ho il mutuo, va bene, ti devi pagare la mia figlia che va a scuola, ti devi pagare la macchina, tutte queste cose qua. Non hai il potere d'acquisto e questo ferma l'economia, il PIL interno. È inutile. L'operaio del mio stesso livello, io sono un quinto livello metalmeccanico, da 33 anni, un stesso livello metalmeccanico in Germania prende 1.000 euro in più di me.
E non stiamo a venirmi a dire che la vita è più cara. No, ha un costo della vita leggermente più alto, ma sicuramente non a livelli della Svizzera. E perché in Germania, adesso diciamo sempre questa Germania, la famiglia viene aiutata e in Italia la famiglia più figli hai, più decapitato sei. Oggi purtroppo le politiche economiche di sviluppo vengono fatte dalle banche centrali europee. Bravissimo, seguiamo è questo qui. Ora noi siamo vittime di alcuni parametri, di alcune diktat che il mondo finanziario ha messo. Ci sono comuni virtuosi che hanno soldi da spendere, potrebbero dare occupazione. Forse ci danno un'apertura col patto di stabilità. Il patto di stabilità non li possono spendere. Forse dobbiamo rientrare nel 3%, se siamo al 3,01 arriva la bacchettata da Bruxelles, cioè siamo in una condizione in cui dobbiamo riprenderci un po' di sovranità anche legislativa e anche produttiva, perché se siamo attaccati così, capisco che abbiamo un deficit di quelli che solo 100 miliardi all'anno se ne vanno per pagare gli interessi e dobbiamo essere anche appetibili per fare rinnovare i botti CCT in scadenza, se no non li rinnova nessuno. Non ci scordiamo che il 50% del debito italiano dipende dall'estero e quindi se non vengono in Italia dobbiamo incentivarli a pagare di più. Ogni punto di PIL ci costa 2 miliardi l'anno solo di interessi, quindi dobbiamo avere un occhio alla finanza, ai conti, però non possiamo essere come non possiamo più muoverci e non creare sviluppo, non creare occupazione, perché se no sforiamo il debito. Bisogna un attimino che le nostre istituzioni, i nostri politici si facciano sentire a Bruxelles nelle sedi competenti e si faccia, come diceva il consigliere, un'Europa unita non solo dalla moneta ma anche dalla stessa fiscalità, dalle stesse opportunità di lavoro, dalle leggi, abbiamo una giustizia, ma chi viene in Italia con 10 anni una causa civile per avere ragione di cose? Quindi non abbiamo le stesse opportunità e non ci saranno mai le condizioni per sviluppare e rilanciare l'Italia in queste condizioni. Ma vedi però che torniamo al tema iniziale. Perché l'Europa si comporta così nei nostri confronti? Perché il teatrino che vede da noi non gli ispira fiducia. E non esiste nessuna altra parte. Come si fa a piantare una crisi come è stata piantata l'ultima e poi capotare, dire che il governo se ne deve andare a casa, poi si alza la mano, non si vota. All'inizio è stato proprio della moralità della politica. Ma chi è che mette un euro in prestito a una famiglia accanto che si accoltellano riforma elettorale, caro, riforma elettorale. Il deputato deve dare conto al territorio di quello che fa, non nominati dalla cosa, però non ci arriveremo mai perché gli va bene. Proprio questo è il punto, recuperare la credibilità con una rappresentatività diretta della politica, cioè io a lui credo, è un politico di mio riferimento, lo voto e lo faccio votare, ma lui la domenica si va a prendere le responsabilità. Però loro ci fanno veramente una riflessione importante, un monito importante. Noi abbiamo perso di vista la centralità della persona. Eccolo là, è quello l'obiettivo. Lo che si diceva all'inizio. Ma lo porto come un esempio. La loro finanziaria ancora di più, però. Porto un esempio proprio per capire. Una delle più grandi conquiste, secondo me, anche di ispirazione cristiana del nostro sistema veneto, nazionale, erano proprio i consorzi di garanzia, cioè l'accesso al credito, la garanzia sul credito. Oggi non è più, cioè oggi uno può non pagare e uno può non ricevere i soldi che avanza. Oggi noi nel Veneto impegniamo tante risorse, abbiamo caricato i consorzi fidi di compiti non proprio loro, perché il sistema bancario non dà i soldi a un tasso dignitoso. Qual è il problema? Noi spendiamo tante risorse per riassicurare il debito dei consorzi di garanzia, che potrebbero essere tutti soldi spesi in spesa produttiva. L'economista Giavazzi, incaricato dal governo Monti di fare la spending review sugli incentivi alle imprese, aveva stimato che eliminando tutti gli incentivi alle imprese, cosa che voleva anche il presidente di Confindustria, si riusciva a recuperare 10 miliardi di euro all'anno, facendo crescere in 2 anni il PIL dell'1,5%. Ora, gli incentivi al tempo venivano dati per l'integrazione del costo di produzione, ma se gli incentivi li dai ogni anno, l'azienda non è più incentivata a migliorare la sua capacità produttiva e a diventare più efficiente. Perché nella crisi dobbiamo dire anche che
alcune aziende hanno avuto la moria di concorrenti circostanti e hanno creato delle condizioni di efficienza, di efficacia migliore nei loro processi produttivi e sono state in grado di assumere. Quindi abbiamo avuto un processo di selezione che ha portato pochi magari a crescere. Però ritorniamo all'obiettivo principale, la centralità della persona, il rapporto impresa in territorio, sono quegli elementi fondamentali della nostra società che noi non possiamo esserci dimenticati da dove veniamo e come poter costruire una società che insieme, parti sociali, sindacato possa tenere. Vede, Però, sì, prego. Lei sta facendo delle osservazioni che sono assolutamente condivisibili e che rappresentano in pieno quello che è il manifesto della Primavera d'Italia, che è l'organizzazione associativa che abbiamo fondato. Sento manifesto Primavera e quindi ho qualche perplessità. No, nessuna perplessità, perché non è né di colore, né di partito, né di nient'altro. Sono solo persone per bene che hanno pensato di lavorare sul territorio, lavorare con l'L maiuscola. La Bosnia-Herzegovina si sta ponendo in maniera assolutamente disponibile per i propri imprenditori e per gli imprenditori stranieri che investono in Bosnia insieme con l'investitore bosniaco e anche in Italia. La Bosnia-Herzegovina oggi offre a chi va a costituire delle joint venture in quel paese, offre una fiscalità pari a 0 se c'è un'esportazione superiore al 30% del fatturato. Fa pagare il 10% il prelevamento degli utili. Propone investimenti anche sulle spese del personale dipendente con contributi statali. Questo vuol dire che c'è una forte spinta per una crescita che la Bosnia-Herzegovina vuole e vuole a tutti i costi. È una scelta politica? È una scelta politica, coraggiosa, ma è una scelta politica. Noi in Italia non paghiamo neanche i debiti dello Stato. Non ci sono gli ammortizzatori sociali. Non ci sono gli ammortizzatori sociali, è vero, ma però neanche in Italia negli anni 50-60 c'erano ammortizzatori sociali. Quindi, detto questo, che cosa dobbiamo pensare? Che i paesi che si chiamano emergenti sono più capaci di noi in una serie di riflessioni e di riporti sul territorio di attività che possono essere rivolte all'industria, alla piccola e media industria? Perché loro stanno incentivando la piccola e la media industria. Non è tutto oro quel che luccica. Non è oro. Io le dico soltanto di cose che ho toccato con mano e tocco con mano ormai da 10 anni e vedo sviluppare di anno in anno. Ciò vuol dire che la politica è costante e c'è una regola e c'è una visione che è in assoluta crescita. Certo hanno una disoccupazione piuttosto elevata, ma vogliono combattere questa disoccupazione e vogliono fare in modo che i loro figli rientrino in Bosnia-Herzegovina e portino sul territorio quelle che sono le professionalità che hanno acquisito all'estero. Sacrosante parole, Fabrizio. Sono d'accordo su quello che ha detto del paese che sta investendo sul rientro del lavoro, ma andiamo a vedere come lavorano i lavoratori della Bosnia-Herzegovina e andiamo a vedere come devono lavorare i lavoratori italiani in sicurezza. La maggioranza di questi paesi emergenti non ha nessuna idea di cosa vuol dire sicurezza sul posto di lavoro, mentre noi siamo un paese civile e ce l'abbiamo ed è anche giusto che ci sia. Quindi è già un abbattimento di costi. Tu vuoi fare questo, ma tu devi lavorare come me. Tu cinese, tu... no, è come colui che non paga le tasse rispetto a quello che paga tu le tasse. Devi lavorare come me con la sicurezza. È inutile che il lavoratore cieco costa 700 euro. Perché? Perché tanto se muore non gli frega niente a nessuno. Insomma, posso dissentire su quello che mi sta dicendo? Ma magari della Repubblica Ceca ho esagerato, ma della Cina è così. Ma che la Cina sia diversa? Ma è là che sta andando il lavoro nostro. Il lavoro italiano sta andando là, non è che non c'è più lavoro. Il lavoro italiano è là. Questo è un paese manifatturiero, per eccellenza. Cosa viene a mancare qua in Italia? La manodopera. Il lavoro, diciamo, più umile, generico. Non è che il lavoro non c'è. Vanno su questi paesi perché questo costa $100 al mese. Ma per esagerare anche. Mentre qua ha un costo che comunque, talmente che costo che ha, non è il problema del costo del lavoro per l'imprenditore, ripeto, ma è bensì la burocrazia. È tutto quello che ne determina attorno al costo del lavoro. L'unico settore che ha un più è l'agricoltura. Sì, Fortuni, cosa stavo dicendo? No, dopo andiamo in pubblicità. Il rischio è di fare dei paragoni, perché io mi ricordo che nel 2007 più o meno, che sono stato lì, 2006 forse, era un paese che usciva dal collettivismo, cioè tutte le aziende, c'era la piena occupazione, erano tutte cooperative
possiamo dire che erano tutte cooperative di Stato, se possiamo chiamarle così, sono andati casa per casa a comprare le quote delle cooperative, cioè il management della cooperativa è diventato l'imprenditore di dopo chissà cos'altro è successo, ma sono andati casa per casa a comprare le quote, sapendo che serviva del denaro alle persone che non lavoravano più perché erano ferme e li accettavano, però un minuto dopo erano disoccupati. Quindi la Bosnia ha passato l'inferno e quando si passa all'inferno qualcuno si attrezza per crescere dopo, con grande spirito, mica che dobbiamo ed è questo che forse noi, manca da noi, recuperare un grande spirito, una coesione sociale forte che metta tutti a spingere il carro e non solamente a dire beh mi siedo sopra e qualcuno lo tiri, e questo dovrebbe essere un motivo che ci conduce, come ragionamento. Invocano questi gridi di dolore ma non vengono recepiti. No, quelli che ho detto all'inizio dei giovani, attenzione, andiamo subito in pubblicità, abbiate pazienza perché anche la pubblicità ha le sue esigenze, ci troviamo tra pochissimo.